Abbiamo dato un titolo che voleva essere accattivante, cioè le guerre dell'acqua in Italia e in Europa. Con il termine guerra evidentemente non pensiamo a nulla di bellico, ma il nostro scopo, essendo appunto un gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa, il mio scopo in particolare, era quello di fornire ai colleghi giornalisti, approfittando della presenza per la quale ringraziamo Francesco Vincenzi, presidente di AMBI. AMBI è l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio e le acque irrigue, altresì chiamati e conosciuti come consorzi di bonifica e di irrigazione. C'è anche Massimo Gargano, direttore generale dell'AMBI, oltre ad Adriano Battilani, che è il segretario generale di Irrigants d'Europe, che è una network, un'associazione fra le organizzazioni similari all'AMBI operanti in Portogallo, Spagna, Francia e non so se ultimamente ci sono state altre adesioni. Lo scopo è proprio quello di fornire delle chiavi di lettura, almeno questa era la nostra ambizione, delle chiavi di lettura per capire quello che potrebbe succedere in uno scenario prossimo futuro. Non è tanto lavorare sulla contingenza, ma capire quelli che sono gli interessi che sulla risorsa acqua stanno convergendo. Allora, solo due note introduttive. La prima, ricordo a tutti coloro che magari non fossero proprio addentro alle cose agricole, che la normativa italiana prevede una serie di priorità. Per quanto riguarda l'uso dell'acqua, la prima priorità ovviamente è quella a fine umano, dopodiché c'è l'agricoltura e poi via via ci sono gli altri utilizzi. Per quanto riguarda l'attuale situazione idrica nel Paese, per dare un dato di cronaca, possiamo dividere l'Italia fondamentalmente in tre fasce. Abbiamo grandi problemi idrici quest'anno che stanno volgendo pericolosamente verso la siccità, se non l'hanno già raggiunta nel sud Italia, in particolare in Puglia. La situazione resta deficitaria, ma è leggermente migliorata negli ultimi giorni, per fortuna con qualche precipitazione nelle altre regioni, in particolare Basilicata, Calabria e Sicilia. C'è fondamentalmente una situazione buona, insomma, nel centro Italia, dove gli invasi sono diciamo, con una buona capacità di riempimento. La situazione appunto nel nord è sostanzialmente sotto controllo, anche se fortemente influenzata dall'andamento pluviometrico che è, possiamo definire un po' a macchia di leopardo. Laddove piove la situazione migliora sensibilmente, ma se non piove abbiamo seri problemi, anche perché c'è un'atavica questione di cui probabilmente parleranno i rappresentanti AMBI in particolare, che è quella al nord della mancanza degli invasi, vale a dire dei contenitori dove poter trattenere più di quell'11% di acqua piovana che attualmente tratteniamo nel nostro paese. In questo il sud è sicuramente più attrezzato, perché storicamente, insomma, anche l'immagine che tutti noi abbiamo è quello di un sud assolato e siccitoso, quindi negli anni, grazie anche alla Cassa del Mezzogiorno, si sono fatti interventi, anche se i cambiamenti climatici stanno dimostrando purtroppo l'insufficienza anche di quella infrastrutturazione, ma man mano che si sale verso il nord, queste infrastrutture non ci sono, perché appunto nel nord Italia si è abituati ad avere, diciamo, un clima continentale, un clima europeo con delle piogge nei mesi giusti, funzionali anche alle coltivazioni agricole. Non è più così, tant'è che ormai quasi tutte le produzioni agricole, se non addirittura tutte, devono essere irrigate nel corso dell'anno, perché l'andamento delle piogge non è più sufficiente a dissetare la sete delle campagne causa i cambiamenti climatici. Detto ciò, spero di aver dato un'infarinatura, un'inquadratura complessiva. Darei la parola a Francesco Vincenzi, presidente dell'AMBI, per spiegarci dal suo punto di vista qual è appunto oggi la situazione per quanto riguarda la prospettiva della gestione acqua, perché in questi anni stanno convergendo evidentemente sempre interessi maggiori. C'è il rischio che l'agricoltura possa fare in questo la classica figura del bicchiere di vetro fra i vasi di coccio? Innanzitutto grazie Fabrizio, grazie a tutti quelli che hanno voluto partecipare a questo incontro, un incontro importante per parlare con dei professionisti che hanno anche un compito altrettanto importante, che è quello di comunicare in modo corretto e giusto quelle che sono le strategie per un paese, come hai ricordato te, che ormai è acclarato, che ha bisogno e ha necessità per continuare a poter produrre e per continuare a poter parlare di agroalimentare, di poter utilizzare l'acqua. Ormai
mai in quasi tutte le culture, perché come hai ricordato tu, se penso che quest'anno quasi tutti, anche i grani, teneri e duri, sono stati irrigati non solo per farli nascere quelli di semina tardiva, ma anche e soprattutto per poterli fare spiegare, credo che sia un'anomalia purtroppo che dimostri quanto nel nostro paese si stia soffrendo in modo importante i cambiamenti climatici che anche stanotte, come avete letto e state seguendo dalla stampa, ha creato notevoli disagi, perché siamo passati da dei territori che magari erano in forte crisi idrica a delle bombe d'acqua che hanno rappresentato delle criticità importanti, e questo dimostra quanta attenzione sul tema dell'acqua noi dobbiamo prestare. Qui ti do una risposta a Fabrizio abbastanza veloce, ma credo di insomma, per entrare un attimo nel problema. Noi la questione dell'acqua rischiamo di subirla in due fattori. Uno, perché manca una strategia di lungo periodo che nel Paese non si è mai sentita la necessità, o che comunque è sempre stato dato per scontato che in alcune aree del Paese, perché comunque l'acqua non mancava, non ce ne fosse bisogno, e in altre parti del Paese dove si pensava che gli investimenti fatti negli anni 50-60, con la Cassa del Mezzogiorno in particolare, non si dovesse più fare altro. Poi oggettivamente negli ultimi anni c'è anche stato un grande pericolo nel dare attenzione a tanti altri fattori produttivi dell'agricoltura, magari anche sottovalutando il rischio sul fenomeno acqua. Un rischio che invece purtroppo è attenzionato tantissimo da diversi stakeholder, e non solo del nostro paese, perché se è vero che nel nostro paese il problema dei conflitti sulla risorsa esiste, e come, ed è chiaro che esiste nella misura in cui alcuni poteri forti, diciamo così, riescono ad agire in modo importante sulle leve che si possono agire rispetto all'utilizzo dell'acqua. Per fortuna ancora noi abbiamo una legge che ci tutela, che è la legge Galli, che dice quali sono le priorità dell'uso dell'acqua. Ma altrettanto mi preoccupa il fattore che di acqua si parla troppo poco, in modo disorganizzato, e in particolare per quanto riguarda il mondo agricolo in Europa. Un'Europa che non sempre, diciamo così, la parte in particolare meridionale dell'Europa, quindi del sud dell'Europa, riesce a far valere quelle che sono, diciamo così, le sue istanze rispetto al tema dell'acqua. Ma soprattutto nel nostro paese si sta rischiando, in Europa stiamo rischiando di far passare un concetto che l'agricoltura consuma l'acqua, e quindi si parla quasi per l'agricoltura di diciamo così, di un danno ambientale rispetto al prelievo dell'acqua. Ed è qui che noi dobbiamo fare uno sforzo, Fabrizio, importante, comunicazionale, e anche con dei dati certi, come noi come Consorzio di Bonifica stiamo facendo e continuamente stiamo portando avanti, dimostrando quanto sia importante il nostro sistema, che in realtà quell'acqua che utilizziamo come fattore produttivo per l'agricoltura è un fattore indispensabile per la tenuta ambientale e sociale del nostro territorio. Allora, noi lo sforzo che dobbiamo fare per evitare l'aumento dei conflitti, per evitare di essere le pecore nere, per evitare di essere gli ultimi, diciamo così, della filiera dell'acqua, dobbiamo iniziare a parlare in un nuovo modo diverso dell'acqua che utilizziamo in agricoltura. E allora qui dobbiamo iniziare a parlare di un'acqua che produce ambiente, di un'acqua che ha delle grandi ripercussioni positive e quindi anche di un positivo calcolo economico, non solo economico ma anche sociale rispetto all'utilizzo dell'acqua, cosa che fino ad oggi, oltre noi come Consorzio di Bonifica, in pochi altri hanno ritenuto di doverlo fare. Io credo che in futuro, al netto che ci sia la necessità di parlare di un utilizzo razionale, quindi di un tema della sostenibilità, sarà un tema che anche noi dovremmo metterci nella testa che deve diventare un discorso quotidiano, va bene. Al netto di questo, però, occorre anche cambiare il paradigma dell'utilizzo dell'acqua in agricoltura, che purtroppo negli ultimi anni e negli ultimi tempi, quando aumentano i conflitti, prevalgono delle altre logiche rispetto alle logiche reali che si toccano con mano. Approfitto per chiederti un'altra cosa, Francesco. Il futuro dell'agricoltura è molto legato anche alla possibilità di avere a disposizione acqua.
quindi il piano nazionale degli invasi sostenuto dall'ANBI. Quale sarà la destinazione di questi invasi e come si riuscirà a rendere compatibili gli interessi che gravano su quella risorsa? Parto da un esempio molto vicino. Qua nel Veneto molti degli invasi di montagna sono nati come serbatoio per la pianura. Negli anni attorno è cresciuta un'economia agricola e ovviamente se gli si abbassa il livello dell'acqua, che so, al lago di Santa Croce per fare un nome, i turisti tedeschi in altri periodi non arrivavano più e tutti si lamentavano. Come si può rendere compatibili queste cose? Beh, innanzitutto, Fabrizio, prima di darti questa risposta ne vorrei chiarirmi su un'altra questione. Innanzitutto dobbiamo capire che oggi, paradossalmente, tutto il paese ha bisogno di invasi. Ed è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, ma un anno piove, un anno non piove. No, ormai è acclarato che purtroppo la piovosità è cambiata in modo uguale, se non peggiorativo, dal nord al centro sud Italia. Okay? E quindi quello che una volta davamo per scontato, oggi non ce l'abbiamo più. Quindi anche il tema del nord Italia, che ha fatto anche grazie all'asta dei grandi fiumi, penso il fiume Po, può fare a meno di investimenti di quel genere, oggi tutte le regioni stanno reclamando un invaso, perché un invaso comunque, degli invasi per trattenere maggiore acqua. E questo noi innanzitutto dobbiamo metterlo all'interno di un programma di opere strategiche al pari delle autostrade, delle strade, dei porti e degli aeroporti del nostro paese. Perché è facile parlare del lago di Bracciano nel 2017 e poi dopo 6 mesi dimenticarsene, ma il problema del lago di Bracciano nel 2017, qualora si ripetesse un'annata uguale, e purtroppo non ci siamo tanto lontano né quest'anno né alcuni anni dopo il 2017, purtroppo si ripresenta e magari si ripresenta con delle problematiche anche peggiori di quelle che abbiamo visto. E dall'altra parte dobbiamo essere noi interessati a questo tema in grado di essere consapevoli che non possiamo più pensare a degli invasi che abbiano un monouso. Per me è stato sbagliato in passato pensare di parlare di invasi ad uso idroelettrico, e pensate a quanti invasi oggi abbiamo abbandonati perché non sono più di interesse ad uso idroelettrico in alcune aree dell'Appennino. Okay? Pensate a tutti gli invasi che poi solo noi li abbiamo costruiti come consorzi di bonifica e man mano nel tempo ce li siamo visti addirittura scippati in alcuni altri casi, in alcune regioni, da altri usi. È importante quindi quando si pensa a un progetto del genere, che non è un progetto dell'oggi o del domani, ma è un progetto futuristico, bisogna che noi mettiamo dentro tutto quello che in quel momento, ma anche avendo un po' di lungimiranza in più del passato, di mettere dentro tutto quello che serve. Perché dico questo? Perché oggi, ad esempio, sul DMV e sul DME, che voi in Veneto, ma in tutte le aste dei nostri fiumi lo stiamo vivendo, è inutile pensare... Per chi non lo sa, però spiegalo, Francesco, cos'è il DMV? Deflusso minimo vitale. Con la direttiva Quadro Acque è stato inserito il concetto di deflusso minimo vitale e di deflusso minimo ecologico, che è la quantità di acqua che in teoria e in pratica anche bisogna rilasciare nel fiume per salvaguardare quella che è la fauna e la flora e la vivibilità all'interno del fiume. E allora se voi mi dite come oggi dobbiamo pensare a un invaso oggi deve essere pensato per evitare quello che tu naturalmente, anzi per non fare contrastare gli usi, ma per farli rendere per farlo rendere multifunzionale questo invaso, dobbiamo pensarlo che deve soddisfare in termini di quantità l'uso agricolo, l'uso antropico umano, che sono i due usi principali che ci impone la legge Galli, ma altrettanto dobbiamo pensare che buona parte di quell'acqua deve andare a ristorare questo fiume che deve arrivare alla foce, quindi alla foce in modo tranquillo, ma soprattutto anche per andare a contrastare il cuneo salino, perché qualora io progettassi un invaso sottodimensionato, non in grado di soddisfare tutte queste esigenze, molto probabilmente sarebbero e saranno più le critiche nella gestione rispetto a quello che è l'utilità. Massimo, ci senti? Ti sento e ti vedo anche. Ecco, va bene. Allora, ti chiamavo in causa per l'intervento di Francesco. Mi pareva interessante spostare l'attenzione sulla questione culturale, perché credo ci sia un problema di cultura rispetto all'acqua nel nostro paese, all'utilizzo dell'acqua, e mi rifaccio a quello che è stato inviato proprio oggi come ANBI sul caso paradossale del Piemonte.
In Piemonte, per una, non so, sottovalutazione del problema, l'applicazione di tecniche supposte innovative per quanto riguarda la coltivazione del riso, vale a dire coltivazione in asciutto, quindi con meno utilizzo dell'acqua, però questo sta creando un grosso problema di carattere ambientale, perché l'acqua che prima veniva stoccata nelle risaie serviva a rimpinguare la falda freatica e poi quest'acqua riemergeva a valle con il classico fenomeno dei fontanili tipico della pianura padana di quelle zone. Ecco, allora pongo un problema ed è questo: non è che mentre noi, il mondo ambientale, il mondo agricolo, si sta sforzando di far capire al resto della comunità il valore dell'acqua anche dal punto di vista ambientale, in realtà, voglio dire, ci troviamo in qualche maniera scoperti alle spalle, cioè che le innovazioni, alcune innovazioni agricole in realtà vanno in un senso opposto. C'è questo pericolo, una malinterpretata idea del risparmio idrico. Un saluto a tutti, particolarmente affettuoso alle persone che rivedo dopo tanto tempo, con gran piacere. Complimenti a Fabrizio, a Poletto, a 43 persone di venerdì pomeriggio e credo che sia un bel successo. E anche all'iniziativa. Io vi faccio una provocazione che mi permetto di chiedervi di ascoltare, perché se la limitiamo alla parte iniziale qualcuno se la piglia anche. C'è un dato di fondo, secondo me, in questo paese rispetto alla risorsa acqua: l'incultura. Un'incultura diffusissima, orizzontale, che non conosce ascensori sociali e rimane sempre ferma nonostante gli sforzi. Oggi è peggiorata questa situazione, a mio modo di vedere, per un motivo molto semplice: è peggiorata. Quando Fabrizio stamane mi manda il comunicato e lo leggo, ho dato uno sguardo e l'ho mandato immediatamente, perché interpreta un pensiero che tocco con mano e che oggi col suo comunicato lo toccavo per la seconda volta nella stessa mattinata. La seconda volta era stata perché c'era stata un'iniziativa come questa stamane, che aveva ragionato di agricoltura, promossa dall'Ismea, a cui partecipava il suo direttore generale, partecipava anche il ministro dell'agricoltura, e a questa iniziativa hanno partecipato i presidenti delle organizzazioni agricole tutte, della cooperazione, insomma c'erano medici. Beh, se togliamo il sottoscritto, stamane né il ministro, che pure l'avete letto, ha dato un'importanza notevole al sistema acqua, né nessuno degli intervenuti ha toccato il tema acqua. Questo è il vero elemento che ci accomuna, ma anche il vero sforzo che dobbiamo fare, perché è evidente che io devo fare molto, ma molto di più, come Ambi. È evidente che questa cultura, neanche nel momento in cui si celebra un successo, diventa, no, la cultura da celebrare. Ora, dire un successo dentro delle misure che contrastano una pandemia è forte, però se io fossi ministro e avessi portato a casa dei risultati per una serie di settori, stamane avrei parlato anche di acqua. Se fossi stato il suo ex capo di gabinetto, con cui quelle misure, con Vincenzi, il sottoscritto, avevano iniziato a lavorare, ne avrei ampiamente parlato. Il dato vero è che finché dell'acqua uscirà da un rubinetto, il problema sarà sempre un problema difficilissimo da affrontare. Ora diventa più difficile anche, Fabrizio, lo dico a te, lo dico agli amici, per un conforto, ma anche col tentativo di una proposta. Perché diventa più difficile? Perché alla fine i cambiamenti climatici ci stavano imponendo un ragionamento, che è esattamente il ragionamento che Vincenzo ha impostato nelle risposte, no? Rispetto alla tematica dei cambiamenti climatici, questo è quello che si deve fare. Rispetto alla differenza infrastrutturale nord-sud, questo è quello che si deve fare. Oggi con la pandemia c'è una distrazione
tale sul tema e su tutti gli altri temi che per lungo tempo tutto verrà letto nelle azioni di contrasto a questa vicenda, e quindi sarà ben difficile che questa questione acqua venga messa dentro quelle che è il calendario delle scelte o delle priorità del Paese. Altro esempio netto è, e lo faccio con rammarico questo, ma sempre per tentare poi invece di rilanciare, senza rendersi conto che poi la pandemia accelererà dei fenomeni, i flussi migratori verranno accelerati, in qualche modo alla fine forse qualche legame c'è pure tra la pandemia e come i suoli vengono vissuti, i suoli territori, gli ambienti. Allora noi che ci occupiamo del settore, insomma, noi siamo una parte importante, non siamo la totalità assolutamente, non abbiamo neanche la presunzione. Voi ne scrivete della totalità probabilmente, noi ne siamo una parte, ma siamo la parte sostanzialmente senza la quale la macchina non cammina. Tu puoi fare la macchina più bella del mondo, ma se poi non ci metti la benzina, il gasolio, il gas, o la fai diventare ibrida quell'auto non cammina. E tutta l'agricoltura e l'agroalimentare italiano, e quindi torno da una visione complessiva pandemica mondiale, una visione locale, tutta quella macchina non cammina senza questa risorsa. Credo che oggi sia proprio il momento, in tutti i momenti di grande difficoltà, lo sforzo deve essere quello di trasformare la minaccia in opportunità. No? Io dallo Stato mi aspetto tutto quello che fa lo Stato, così non entro nel lagone del dibattito. No, non c'entro, non ci devo entrare, non ho i titoli, se non da cittadino, ma non mi avete invitato come cittadino, ma come direttore. Però credo che in questo momento, sono certo anzi, che in un momento di grande difficoltà complessiva, noi dobbiamo trasformare questa minaccia, no? Che è sul sistema acqua, cali un silenzio che poi diventa assordante. Noi dobbiamo trasformare questa minaccia in una grande opportunità. ANBI da questo punto di vista lo sta facendo, continuerà a farlo in questo periodo, abbiamo fatto una parte nel decreto rilancio e stiamo continuando nello sviluppo a lavorare col Presidente, siamo entrambi scaramantici per cui non ne parliamo nemmeno di quello che... Ma dall'altra parte mi piace farlo in una grandissima alleanza. E con chi? Se non con la classe la cassa di risonanza, no? Che comunque è di una cultura della formazione e dell'informazione che è quella che voi rappresentate. Noi possiamo mettere a disposizione progetti, idee, possiamo parlare di infrastrutturazione, possiamo parlare di innovazione, lo faremo in maniera importante a settembre in occasione di MACFUT in maniera digitale. Noi possiamo parlare di completamento, no? Presidente dice, e anche Fabrizio, il Sud si è attrezzato. Sì, il Sud si è molto attrezzato, ma oramai è una signora di 90 anni che noi stiamo tentando di iscrivere, va bene, a dei campionati europei di atletica. Non ce la fa più quel sistema, è un sistema che se si parla di dighe sono interrite, se si parla di schemi idraulici sono degli schemi idraulici che mancano. Il Sud fa fatica, fa molta fatica, accumulano ancora dell'acqua, un anno che non l'accumulano, la Puglia non hanno l'acqua, appunto, non hanno l'acqua e non saranno queste due piogge a portargli l'acqua. Se parliamo del Seveso, è lì una cultura, qualcuno dovrà spiegare al sindaco, ho letto una sua dichiarazione, qualcuno dovrà spiegare a un sindaco che se intorno a un fiume ci fai le case a destra e le case a sinistra, sugli argini del fiume ci costruisci i parcheggi, con i cambiamenti climatici devi rivoluzionare il tuo modo di pensare. E su questo un fronte paese lo dovremmo creare, un fronte paese per inserirci con grande forza, e ho finito, nel Green New Deal. Il Green New Deal, l'acqua non esiste se non nella parte che riguarda le acque reflue. Quindi si parla di acqua nella misura vi è un problema di scarico delle acque degli enti gestori del servizio integrato. Dopodiché il resto sull'acqua sono solo chiacchiere. Oggettivamente sarà in grado di dimostrarlo
in maniera puntualissima, quindi non è una scelta. È possibile che diventi una scelta. La PAC attuale pre-2020 e post-2020, le regioni del nord sono state molto virtuose, le regioni del centro-sud a scendere sempre molto meno virtuose. Forse l'ultima regione virtuosa è stata, cioè potremmo tirare una riga Marche, Umbria, Toscana e poi il resto via via il sistema meno virtuoso. Lì dentro una voce fortissima che dica che le misure per consumare le risorse che non sono state utilizzate, è inutile allungare i tempi delle misure attuali se non sono state quelle misure. Quando parlo di misure parlo di risorse. È inutile che noi allunghiamo i tempi o riproponiamo quelle misure, è un esercizio veramente non degno. Le nuove misure vadano nella direzione dell'acqua, la nuova PAC sia sempre più una PAC in grado di giustificare ai cittadini europei perché spendiamo tanti soldi per l'agricoltura se poi abbiamo a che fare costantemente con un problema di siccità che pagano tutti, a partire dai consumatori, se poi abbiamo un problema che pagano tutti, la dichiarazione dello stato di calamità naturale per la siccità. Insomma, io da questo punto di vista credo che proprio ci siano dei gruppi dirigenti, in qualche modo ognuno nei propri ruoli, che debbano farsi carico di questo, perché se ce ne facciamo carico, in qualche modo appunto questa grande problematica la trasformiamo in opportunità. Viceversa, siccome il sistema si fermerà per molti anni, perché la pandemia fermerà il sistema per molti anni, fermerà la crescita dell'economia mondiale per anni, io credo che parlare di acqua sarà sempre più difficile e ci sarà solo un racconto della nostra classe politica quando ce n'è troppa per gli stati di dichiarazione di calamità naturale, per le frane e le alluvioni, e quando ce n'è poca la stessa dichiarazione ma per la mancanza d'acqua. Quando invece l'intervento del Presidente Vincenzi è stato puntuale nel dire che le soluzioni ci sono. Il problema è che bisogna far crescere una cultura di questa risorsa come elemento di risposta proprio a delle problematiche che sono delle problematiche che non arretreranno più, ma diventeranno sempre più forti nel manifestarsi. Grazie. Allora, darei adesso la parola ad Adriano Vattilani, quindi il terzo contributo, allarghiamo l'orizzonte e guardiamo anche in Europa. Adriano Vattilani è il segretario generale di Irian Ganz d'Europe e chiederei a lui, sull'acqua si sta realmente combattendo una battaglia? È l'elemento su cui ancora una volta si stanno scontrando le agricolture del nord Europa contro le agricolture del sud Europa? Darei anche un dato d'attualità. Se non vado errato, 2 giorni fa proprio il Parlamento europeo ha varato una normativa sulle acque reflue per incrementarne l'uso. Quindi non è un problema solo italiano, è un problema continentale. A te, Adriano. Ecco, qui la lettura è... procediamo per ordine. Allora, innanzitutto la percezione. L'idea del contrasto nord-sud nella gestione delle acque sta progressivamente svanendo. In questi giorni ho lavorato con dei progetti europei, con Svezia, Svizzera, Germania, Olanda, tutti i paesi diciamo del nord, compreso la Polonia del nord, eccetera, tutti lamentano grandissimi problemi di siccità. Tutte le loro università stanno entrando nel gioco di produrre la conoscenza e gli strumenti da fornire ai loro agricoltori per una gestione delle acque o per capire come correggere e modificare la loro governance delle acque. In pratica il problema sta diventando più esteso di quello che è sempre stato, non è più confinato al sud Europa, è dal 2015-2016 che stiamo vedendo che si estende progressivamente nell'area centroeuropea, ma anche in aree veramente a nord. Qui stiamo parlando del complesso scandinavo, quindi nessuno si immagina che la Svezia stia soffrendo una durissima siccità da 3 anni. Quindi la condizione è diversa. È diverso anche l'approccio.
un approccio completamente diverso, hanno delle necessità che non sono esattamente quelle mediterranee, non sono così dipendenti al momento perché non erano così strutturati ad utilizzare l'acqua per produzione di pregio come siamo noi. I paesi mediterranei hanno un altro tipo di tradizione produttiva, hanno un altro livello di tradizione produttiva e sono più dipendenti dall'acqua in questo senso. Comunque diciamo che il discorso sull'uso dell'acqua, sull'irrigazione va ampliandosi. Questo non significa che le politiche, e soprattutto le politiche della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, si stiano allineando in questo senso. Quello che tu citavi, cioè il raggiungimento finalmente, dopo 6 anni di battaglie, perché noi siamo sempre stati in prima linea come AMBI, come Consorzi Italiani, siamo stati dentro il gruppo che ha scritto quella legge. Quindi abbiamo lottato fin dall'inizio per superare tutte le varie resistenze che sono state poste e ora è un qualche cosa che giustifica e aiuta il riuso, ma nella scrittura e diciamo, nel background normativo è chiaramente inserita l'opzione che la potrà usare soltanto chi vuole, non è un obbligo. Quindi paesi come la Germania, nonostante le siccità che ha subito, l'Austria in particolar modo, la Finlandia, sono sempre stati decisamente contrari al riuso e hanno voluto inserire clausole che non li mettono in condizioni di doverlo fare. Perché è stata fatta questa legge? Perché l'acqua non si gioca solo sulla quantità, si gioca molto, ma molto di più sulla qualità. Cosa significa? La legge sul riuso serve non tanto per superare le norme nazionali di cui eravamo già dotati, serve per giustificare un contrasto a pratiche commerciali sleali che possono utilizzare le necessità sudeuropee di riutilizzare l'acqua come una barriera connessa a una presunta migliore o peggiore qualità dell'acqua e quindi una migliore o peggiore sicurezza igienica dei prodotti agroalimentari che vengono importati e commercializzati nei paesi nord europei. Quindi sostanzialmente è una garanzia perché noi si possa utilizzare una risorsa ed entrare dentro i mercati dove siamo sempre stati presenti, nord europei, con le nostre produzioni di pregio, senza dover pagare un dazio, perché queste produzioni sono state fatte riutilizzando acque reflue. Quindi questo è il primo problema. Il concetto della qualità è centrale. Ricordiamoci che la direttiva quadro non parla di quantità. La quantità è funzionale a preservare condizioni qualitative. Tutto l'impianto normativo ha un significato nel raggiungere il buono stato qualitativo dei corsi d'acqua. Quindi la quantità collegata alla direttiva quadro è non realmente una forzatura, ma diciamo che è diventato centrale come argomento negli anni successivi, ma non è nello scopo della direttiva. È purtroppo nello scopo del fork to farm, è nello scopo del New Green Deal, dove tutta la gestione delle acque non è stata data alla Direzione Generale Agricoltura, non è stata data alla Direzione Generale Ambiente, non è nemmeno stata data alla nuova sovrastruttura clima, ma è in mano alla Direzione Generale Salute. Quindi è chiaramente un'attenzione verso gli aspetti igienici, soprattutto per quello che riguarda il ruolo delle acque nel trasporto e nella mobilizzazione di nutrienti in eccesso e pesticidi. Quindi è un problema che viene preso un pochino alla larga. Quando si va verso il concetto di quantità, si parla soprattutto di alta efficienza. Tu prima citavi il caso della risaia in asciutto. Mi sento un po' in colpa perché siamo stati tra i primi a lavorare sulle risaie in asciutto e vedere come funzionavano. La risaia in asciutto funziona benissimo nei contesti in cui non va a interferire con altri sistemi ambientali. Ora, gli avanzamenti tecnologici, peraltro già messi più volte in discussione e la Commissione pone esplicitamente la domanda
se gli avanzamenti tecnologici o le nuove tecnologie saranno di per sé sufficienti a risolvere i problemi qualitativi della risorsa, ma quello che diventa interessante è che abbiamo applicato, ci viene chiesto in molti casi di applicare, innovazioni tecnologiche decontestualizzate. Cosa significa? Che io non posso passare a goccia un comparto o un'area dove l'infiltrazione mi alimenta dei fontanili o delle risorgive. Dovrò fare, come hanno fatto gli australiani in altre condizioni, fare un miglioramento tecnologico dell'irrigazione per scorrimento, per infiltrazione laterale, che ora è possibile con le nuove tecnologie in grado di arrivare molto vicino alla efficienza dell'irrigazione a goccia. Quindi non necessariamente la tecnologia che si applica è la tecnologia, chiamiamola così, di mainstream, cioè quella più evidente o più efficace. Abbiamo tecnologie che sono già on shelf, sono già disponibili per chiunque, o soluzioni tecnologiche implementabili disponibili per chiunque, che non sono normalmente considerate semplicemente perché i decisori politici o anche chi ne fa una gestione o chi ne parla un pochino troppo non ha la competenza o il background per scegliere lo strumento giusto. Stiamo avvitando a martellate. Si può fare di meglio, abbiamo tutto il toolkit, abbiamo tutta la cassetta degli attrezzi che ci serve per risolvere anche questi problemi. E in quelle aree sarebbe opportuno entrare, dove ancora possibile, con tecniche e tecnologie che siano adeguate. Si va sempre di più verso le natural based solution, le soluzioni naturali. Questa sarà la spinta dei prossimi anni, sarà quello che ci verrà sempre più chiesto. Perché? Perché si integrano in un contesto multifunzionale. Come diceva il presidente Vincenzi, riferendosi agli invasi, non può essere un invaso solo per l'idroelettrico, non può essere un invaso solo per il controllo e la regolazione, l'accumulo quantitativo della risorsa, deve essere un invaso che entra in un concetto che noi conosciamo bene, di un corso idrico d'acqua regolato. Regolato significa, e cito quello che mi dicevano gli amici delle autorità di bacino del sud della Francia, avremmo avuto danni tremendi dalle piogge e dai temporali se non fossimo stati dotati di infrastrutture agricole che hanno fatto da bacino, da buffer e ci hanno protetto le aree urbane, passando il danno dal 100 a semplicemente il 20 o il 30%. Avremmo avuto danni enormi senza queste capacità di buffering. Quindi non parliamo solo di accumulare l'acqua per un uso agricolo, parliamo di regolare e regimentare dei corsi d'acqua che nei prossimi anni subiranno delle variazioni nei loro cicli idrologici importantissime e che non possiamo evitare, non possiamo negare. Quindi questi sono gli aspetti su cui in questo momento stiamo particolarmente spingendo nel contesto europeo. Potrei citarne tantissime altre. La contabilità dell'acqua sembra un concetto vecchio, ma la contabilità dell'acqua sostanzialmente significa semplicemente dire quello che tu stai usando, come lo stai usando, in chiara e perfetta trasparenza, non per giustificarti, ma semplicemente per rendere conto degli usi produttivi, giusti, sani, di una risorsa che è un bene comune. Adesso darei la possibilità ai partecipanti di intervenire. Allora, le modalità possono essere due. O si alza la mano, e il raise hand lo trovate andando nell'icona dei partecipanti in basso sulla schermata, oppure attraverso la chat. Se alzate la mano, Mauro Poletto ovviamente vi dà la parola. Approfitto anche per ricordare che, perlomeno era collegata, spero lo sia ancora, c'è anche Lisa Bellocchi, che è anche la vicepresidente dei giornalisti agricoli europei. Grazie Lisa, approfittiamo per salutarti. Mauro, c'è qualcuno che si è già prenotato? Se no rompo il ghiaccio e chiedo una cosa io a Gargano. Ecco qui, sì, si è prenotata Luana Spernanzoni e le do la parola ovviamente. Luana Spernanzoni. Sì, saluto, sono Luana Spernanzoni, sono la collega omologa di Fabrizio, sono
Presidente di Argamarche. Volevo ringraziare per questa opportunità interessantissima. Il dibattito sull'acqua penso che sia molto importante, non solo perché è una risorsa sempre più finita, nel senso che non è limitata ed è sempre più carente. Penso che proprio sia a noi affrontare questa tematica e tenerla ben presente, non solo da un punto di vista tecnico, io penso, no? Va affrontato, adesso questo chiedo anche il vostro contributo più qualificato ancora del mio. Penso che sia importante gestire la risorsa in un'ottica ampia, integrata, ambientale, di gestione di scelte culturali e così via. Questo secondo me è il tema, di non guardare, cosa che magari qualcuno interessato a un settore, a una filiera, piuttosto che in un'altra, a guardare alla gestione di questa risorsa preziosissima per l'uomo, per l'ambiente, per il contesto produttivo e così via. Va guardata la gestione dell'acqua in una maniera quanto più ampia possibile e oculata e strategica. Se siete d'accordo sarei contenta di avere un contributo vostro e ringrazio i colleghi di Argav per questa opportunità. Grazie mille. Grazie a te, Luana. Altri interventi? Qualcuno che vuole porre altre domande? Non ci sono al momento altre mani alzate, anzi no, c'è Mimmo Vita, scusami. Mimmo Vita, Okay. ora passo Mimmo la parola Vita a è Mimmo presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Unione Nazionale dei Giornalisti Agricoli e Ambientali. Ciao Mimmo. Sì, ciao a tutti, volevo salutare, evviva, vedo tanti amici vecchi e nuovi, grazie, ma io avevo scritto la cosa, non volevo neanche intervenire, ma allora la leggo, domanda se non ora quando, ovviamente è stato detto ma lo rifaccio, se non ora quando, cioè spendere soldi per la difesa idrogeologica e la corretta gestione idrica, voglio dire ci sono centinaia, forse migliaia di euro, miliardi di euro che vengono messi sul tavolo, voglio dire anche giustamente con la necessità di far ripartire il paese, ecco allora mi pare che se non ora quando, domanda. Qualcuno vuole rispondere, Gargano o Vincenzi? Anche per la domanda che è interessantissima ed è anche la speranza con cui noi stiamo lavorando, come ha ricordato il direttore Gargano. Io credo che lo sforzo che in questi anni si sta facendo nel mondo dei consorzi di bonifica e quindi come ambi che stiamo portando a termine è proprio quello di far aumentare la reputazione degli enti che rappresentiamo, di far aumentare la capacità di progettazione, perché è un'altra di quelle questioni che nel nostro paese purtroppo per colpa di quella mancanza di progettazione si è sempre preferito finanziare altre cose rispetto alle nostre cose. È proprio per questo che noi stiamo cercando di far comprendere, far inserire proprio nelle istituzioni stesse l'importanza del ruolo dei consorzi bonifiche. Credo che nella dimostrazione degli ultimi anni, partendo dall'ultimo che è il piano degli invasi, oppure possiamo citare il PNSR, ma comunque possiamo citare oltre un miliardo di investimenti che il Paese ha riconosciuto ai consorzi di bonifica per la sua capacità di progettazione e per la sua capacità di realizzare le opere. Sarà ancora più importante in futuro, lo stiamo facendo, presenteremo una serie di progettazioni importanti sia per quanto riguarda la difesa dal dissesto idrogeologico, quindi dai cambiamenti climatici, quindi dalle forti urbanizzazioni, ma anche per quanto riguarda le opere agricole. È chiaro che però qui nel parlare mi è venuta in mente una cosa che sosteniamo e sostengo da tanto tempo. In particolare sul dissesto idrogeologico ci sono alcuni tasselli da mettere in fila. Noi possiamo fare tutti gli investimenti che volete, tutta la manutenzione che volete e siamo capaci di farla e capaci di fare le opere, ma se non terminiamo quello che è il consumo del suolo,
se non terminiamo l'impatto quindi dei cambiamenti, se non abbassiamo l'impatto dei cambiamenti climatici con delle opere di mitigazione, così, noi correremo sempre dietro il problema. Perché, e è inutile che ve lo dica voi che lo sapete, sono ormai 10 anni che è ferma una legge che definirei la madre di tutte le leggi che deve andare avanti, che è quella sulla non più tolleranza del consumo del suolo nel nostro paese, ma che purtroppo, ahimè, è ferma troppo nei costi. Anche quello che è successo in queste notti, in questi giorni, sono caduti 100-120 mm di pioggia, sono tanti, circoscritti in piccole areali, ma se andiamo a vedere dove sono accaduti veramente i danni e dove abbiamo purtroppo distrutto tutto il territorio a causa delle urbanizzazioni. Allora, o noi mettiamo un freno a quello e altrettanto facciamo tutti i giusti investimenti, o noi correremo a progettare, a fare opere, ma il problema non si abbasserà. Quindi bisogna che le due cose vadano avanti pari pari, e io credo che questo momento di difficoltà, in particolare sul dissesto geologico, è di riprendersi in mano sì la vita delle persone e le vite degli uomini, ma in un contesto dove la tutela dei territori, la tutela dell'ambiente, quindi la tutela dell'agroalimentare, la tutela delle biodiversità, si riprendono un pochino il suo spazio rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi 50-60 anni, altrimenti non riusciremmo a chiudere questo benedetto cerchio. Mauro, c'è Giovanni Carniello che ha chiesto la parola. Sì, non lo vedo però tra le persone qui. Non lo sto scorrendo per vedere se lo trovo. Intanto forse il CIRVE vuole intervenire. Provo a vedere se il CIRVE vuole intervenire. Un attimo. Non so, no, non riesco. Non trovo Carniello. Allora, intanto Efren Tassinato si era prenotato. Allora il libro intanto Efren, poi cerchiamo di parlare con il CIRVE o Carnello, che non vedo. Sì, Efren, ci sei? Ci sono? Mi senti? Io ti pronto? sento. Mi senti? Ok. Solo una domanda. In due parole, che cosa significa interventi naturali? In che cosa consistono? Cioè, consistono nelle attività che conosciamo, tipo i bacini di laminazione, le ose di fitodepurazione e quant'altro, oppure qualche cosa che va oltre e punta anche sull'aspetto culturale, che sottende un nuovo modo, insomma, di vedere l'acqua con tutti i suoi annessi e connessi? Se non ora quando? Allora, Tassinato, se non ora quando? No, quella è Vita che ha chiesto, se non un progetto innovativo. Sono 3 anni esecutivo, il recupero di una cava. Il recupero di una cava che può raccogliere l'acqua, che quindi può aiutare quell'acqua ad andare in falda, che può aiutare l'irrigazione per quando serve, che può far passare una parte di territorio da territorio che coltiva i cereali a territorio che fa le ortime, con quello che significa per l'occupazione, dove metterci anche delle attività del tempo libero. Se poi noi ci mettiamo, dopo aver fatto un progetto esecutivo, avendo anticipato le risorse per farlo, per tenerlo vivo, perché poi il progetto per tenerlo vivo ci impiega del tempo, e noi siamo oramai, stiamo aspettando, e ancora oggi ne parlavo col Presidente, per averlo finanziato. È un'opera pubblica, non possiamo farlo certo con le risorse. È un pezzo della risposta. L'altro pezzo della risposta, no, non significa quello che ha detto lei, significa una serie di questioni, gliene indico una: progettare la risagomatura di un alveo o di un fiume. Oggi deve partire da una cultura che parte dal fiume e parte dagli spazi del fiume, e quindi trasforma quella vicenda non una questione dove tu elimini alberi, elimini tutto, per cui fai un canale dove corre l'acqua. Il passaggio da una... ma significa no, che ci deve essere una visione a monte. Da questo punto di vista i contratti di fiume aiutano,
nella realtà si fa ancora un po' di fatica. Significa che rifare degli argini, oggi i consorzi di bonifica sono entrati nell'ordine di idee pressoché ovunque nel paese di abbandonare non solo la cultura del cemento, ma di utilizzare dei materassi di pietre che fanno respirare l'argine, che fanno ricrescere delle piante, che sono in grado di ospitare una biodiversità. Ora, significa questo che i consorzi di bonifica, che Vincenzi cargano il Consiglio, sono diventati degli ambientalisti tout court? No, assolutamente no. Significa che dentro un meccanismo di economia, no, che è sociale, economica e ambientale, i consorzi di bonifica si sono predisposti a fare, no, la loro parte, e quindi dalla progettazione ideale di un'opera, anzi da prima, no? Da prima, ecco perché ho citato i contratti di fiume dove i consorzi sono protagonisti, alla progettazione, alla realizzazione, è chiaro che ci deve essere una visione multifunzionale, per cui arrivo fino a stressarle il concetto, dove sarebbe ottimale che anche la pietra che utilizziamo per quei gabbioni sia una pietra a chilometro zero, cioè sia una pietra del territorio e non sia una pietra che per andare da Bergamo è arrivata dalla Calabria o viceversa. Non so se le ho risposto, ma quella deve essere l'impostazione, e quella è l'impostazione che oggi ci siamo dati. Mauro, se mi senti? C'era ho visto prima nella chat, c'erano due domande, mi è stato scritto, una di Franco Boscolo e l'altro di Alessandro Maresca, solo che ahimè sono cancellate. Io ce li ho qua, Franco Boscolo, se vuoi possiamo sentirlo. Certo, certo. Vediamo se... Signor Boscolo, ci sente? Signor Boscolo? Se no, leggila la domanda, Mauro. Sì, allora cerco di leggerla. Allora, Franco Boscolo da Bolzano. Io leggo quello che vedo. La provincia autonoma di Bolzano ha presentato il 19 febbraio 2020 il progetto di piano di tutela delle acque. Aperte virgolette. L'obiettivo principale della tutela delle acque è di raggiungere o mantenere il buono o elevato stato ecologico, oltre al buono stato chimico di tutte le acque superficiali. Per le acque sotterranee vale il mantenimento e raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo. Chiuse virgolette. La domanda è: vi pare possa essere sufficiente? Chi vuole rispondere, se è di competenza ABBI, insomma, parlare anche di acque sotterranee. Rispondo io semplicemente perché sono l'unico che non ha chiuso il microfono tra Battilani e Vincenzi. Però no, forse sono loro stessi che se li chiudono, scusate, forse sono loro stessi che si disattivano il microfono, perché io non riesco. Ecco, adesso Francesco Vincenzi. Non è risposta per Adriano questa, che la segue. Prego. Lui. In una riunione tenuta con Ambrosetti alcune settimane fa, dove dove si parlava di acqua a tutto tondo, con Ambrosetti House, anche un lavoro di eccellente livello che è stato fatto appunto dove Ambi era tra i soggetti che l'hanno promosso e costruito quel lavoro. Nell'evento finale è venuto il direttore generale della DG Ambiente dell'Europa, della Commissione Europea, la dottoressa Manfredi, se non vado errato. Battilani, se ho sbagliato il nome mi correggerà, il quale sostanzialmente dice, le sto rispondendo a Boscolo, dice c'è un problema di fondo in Europa e in Italia più degli altri posti, le mucche, e cioè il problema dell'inquinamento dell'atmosfera, dell'inquinamento delle acque sono le mucche, i reflui dei maiali e delle mucche, e quindi il problema è sostanzialmente la zootecnia. Dopo la zootecnia vi è un problema, l'agricoltura. L'esperienza
delle foto satellitari che sono state fatte in Sud Italia durante questo periodo di quarantena dimostra insomma come la dottoressa Manfredi abbia una visione parziale e sbagliata della questione, che non sarebbe nulla, so è far suo. Il problema vero è quando questa è una posizione di un qualcuno che decide, che fa scelte politiche, che apposta delle risorse. Quindi il concetto del buono o dell'elevato stato ecologico, il concetto del buono stato chimico delle acque, sia superficiali che sotterranee, io credo che debba essere un concetto semplice che accomuna, ed è difficile pensare che qualcuno non lo condivida. È sufficiente, ma magari ci arrivassimo, tutti gli amici veneti conoscono perfettamente la vicenda dei PFAS, e ne conoscono storia e origine, e ne conoscono anche che insomma è sfuggita di mano. Vivo in una provincia dove esisteva una economia della quarta gamma, e poi l'abbassamento della falda freatica sicuramente determinato, direbbe la dottoressa Manfredi, dall'eccessivo utilizzo di acqua da parte dell'agricoltura e dal suo inquinamento, ha creato il problema che è scomparsa tutta l'attività della quarta gamma, letteralmente scomparsa, perché queste acque si sono concentrate, sono ricche di arsenico, non si possono lavorare le quarte gamme, è finito lì la questione. Il problema è serio, no? E quindi Mimmo Vita dice se non ora quando. Io credo che rilancio proprio quella, diciamo, quel patto tra persone che da questo punto di vista sono molto impegnate e che hanno la fortuna, la sensibilità di conoscere di più e meglio questo mondo, e dico che questo è il momento come non mai per rilanciare la cultura, che è quella che in qualche modo raccontava Vincenzi, del territorio, della sua difesa, del comprendere che questo paese solo se ha un territorio vivo, vitale, fertile, bello, ordinato, sicuro, visto il patrimonio storico-culturale e ambientale che ha, è lì che noi ci vinciamo la sfida, e non la vinciamo certo sul vendere l'acciaio, il ferro, il carbone, lo zolfo. Queste sono cose che fanno altri. Ecco, allora grazie. Franco Boscolo, avevo dato la parola a Franco Boscolo, ma ha scritto in chat che il microfono è rotto, quindi ho letto la sua domanda e la ringrazia, direttore Gargano, per la risposta. Prego. Adesso Maresca, anche lui ha scritto in chat. Io non so se lui vuole intervenire, provo a cercarlo nella lista dei partecipanti e vedere se vuole intervenire a voce. Pronto? Alessandro Maresca, mi sente? Mi sentite? Buonasera. Certo, ciao Alessandro. Buonasera, ciao a tutti, complimenti per questo incontro veramente interessante, in questo momento fra l'altro abbastanza importante per l'acqua. Il discorso la cosa che avevo indicato anche in chat, Ambi da sempre ha sostenuto in campo idrogeologico il concetto meglio prevenire che curare. Prevenire alla fine costa meno che curare ed è molto più, passatemi la parola, fra virgolette, intelligente. Io mi chiedo che penetrazione sta avendo questo messaggio nell'amministrazione pubblica e perché non sta avendo quella penetrazione che invece dovrebbe avere. La domanda è sia per Gargano che per Vincenzi, che voglio rispondere. Presidente Vincenzi, apri il microfono, tocca a te. Mi sentite adesso? Perfettamente. Eccolo qui. Eccolo qui. Sì, ma guardi, anche qui un'altra domanda di quelle che mi fa piacere, perché è chiaro che uno dei concetti principali che noi ogni volta cerchiamo di portare sul tavolo delle istituzioni è proprio questo, il concetto della prevenzione rispetto alla manutenzione. Purtroppo noi ancora nel nostro paese scontiamo un problema atavico non solo per quanto riguarda i nostri temi, per tanti altri temi, che è quello che ogni 5 giorni, ogni 2 mesi siamo a delle elezioni. Ed è chiaro che, guardate, ve lo dico chiaramente, è molto più difficile far capire
a un sindaco e far capire a un amministratore quanto sia più importante fare un'opera di difesa che magari non vede nessuno rispetto a una rotonda in mezzo alla strada che tutti vedono. Oppure piuttosto che dire un sì rispetto a una combinatura, piuttosto che un no. E questo è il nostro problema che viviamo su tanti altri temi del nostro paese. Voi pensate alle grandi opere, la discussione tutte le volte si ferma 6 mesi prima di un'elezione. Allora, io credo che nel nostro paese debba passare un concetto, e anche qua culturale, perché non è necessario che per spendere delle risorse sia obbligatorio che si vedano, semplicemente si vedano. Può anche essere un'opera che non si vede, ma che sia altrettanto importante. E l'altro grosso, enorme problema che abbiamo su questo tema del nostro paese è che molte volte ci fermiamo davanti a delle somme che, udite, vengono chiamate irrisorie rispetto agli investimenti che un paese deve fare. Allora, questo perché lo dico? Perché molte volte difesa del dissesto geologico vuol dire anche 30.000 euro per una pulizia di un fosso in collina o in pedecollina. Oggi di quello, della montagna e della collina e del pedecollina, nessuno se ne occupa, al di fuori di un pochino le regioni, in alcune regioni un pochino più attente, in altre assolutamente niente, ma di fuori dei consorzi di bonifica con le loro poche somme che possono destinare a quel tema, nessuno se ne occupa. Allora anche qui occorre che culturalmente si capisca che non necessariamente è un'opera da 30 milioni di euro quella che serve al paese o quella che serve al dissesto idrogeologico, ma è anche una somma di opere minori, di piccolo impatto economico, che sono però importantissime rispetto alla tenuta del territorio. Pari a questo è chiaro che anche su questo tema della manutenzione in particolare, troppe volte ci troviamo a dover discutere di temi un pochino anche, se mi permettete, non sempre di facile interpretazione da parte di tutti. Perché troppe volte, io per esempio la settimana scorsa su un noto giornale locale della provincia in cui vivo, c'era un articolo che diceva: pulizia dell'alveo di un fiume, un disastro ecologico, hanno tagliato tutte le piante, hanno tolto qui, hanno tolto di là. Esattamente lo stesso giornale, la pagina dopo, un comitato di cittadini che lamentava che il fiume non era pulito. Allora, anche su questo occorre fare un attimo di chiarezza, come sugli animali, gli animali non autoctoni che provocano dei danni al dissesto. Cioè, occorre che il Paese si renda conto che serve una normativa o che serve un inquadramento in chiaro che metta nelle condizioni tutti di poter agire, va bene, in quelle condizioni per fare la giusta manutenzione. Poi siamo i primi, e l'ha detto il direttore Gargano prima, a volere il giusto equilibrio. Siamo i primi, forse gli unici, a mettere in campo l'ingegneria naturalistica nei nostri interventi. Siamo i primi a dire che gli invasi non devono essere delle colate di cemento, ma devono essere degli invasi di medio, piccolo e grandi dimensioni in funzione di quelle che sono le esigenze del territorio, con le più moderne tecniche di sicurezza che abbiano anche un basso impatto ambientale. Siamo i primi a voler tutto, però è chiaro che ci vuole la chiarezza di come devono essere fatti i comportamenti, perché tutte le volte che si parla di questo costiamo o in un tema ambientale o in un tema di elezioni, quindi ci dobbiamo fermare perché l'impatto dei cittadini è più importante aspettare dopo, e voi capite, in un paese dove ogni 6 mesi per un motivo o per l'altro andiamo a votare, vuol dire che sono 30 anni che nessuno fa niente sulla difesa del suolo. Visto che c'è Michele Bungaro che ha chiesto la parola. La mia domanda è molto secca e io vi chiedo, ma non è che per caso non si debba noi come sistema ANBI approfittare di questa incultura, trasformare questa deficienza in un'opportunità, nel senso di creare noi una struttura in grado di accorciare i tempi tra i bisogni del settore e i bisogni dell'agricoltura, i momenti di decisione e i momenti di attuazione. In poche parole, perché non si costituisce una sorta di osservatorio o un sistema di lobby che superi o che riesca in un certo senso ad accorciare non solo i tempi, ma ad accelerare a un punto queste soluzioni per il settore? Bungaro da decenni mi rende la vita difficile.
Lo rivedo dopo mesi e mi rifà una domanda difficile, quindi mantiene sempre il suo livello di approccio al nostro rapporto. Va bene così. Michele, non lo so, io credo che una lobby noi tentiamo di farla. Io credo che Fabrizio realizza questa iniziativa, gli faccio i complimenti, perché questa in qualche modo tenta di essere una lobby di pensiero, una lobby trasparente, una lobby che insomma non ha nessun tipo, credo che è impreziosita anche da presenze importanti delle universitarie che vanno in quella direzione perché hanno questo tipo di cultura. Il problema è appunto quello delle priorità. Se faccio fatica, provo a risponderti in un altro modo. Non la faccio più la domanda. No, la ritiro. Io credo che una delle cose positive che certamente ci lascerà quando finirà sta storia del Covid è quello che poi bisogna avere le competenze. No, bisogna avere le competenze, cioè deve parlare delle cose chissà. È una questione, quella è una lobby, no? Quella è una lobby, di fatto è una lobby. Quanto queste competenze poi però sono in grado, e questa lobby di competenze è in grado di farsi ascoltare? Questo è il tema. Questo è il tema, no? Ed è un tema che lascia sorpresi, perché insomma quando Battilani parla della decontestualizzazione dei ragionamenti sull'irrigazione, io vi assicuro che queste vicende con Vincenzi le abbiamo affrontate con i più alti livelli di questo paese e si fa grande fatica a far capire che irrigare a goccia il riso o nebulizzare l'irrigazione sul riso è una brutta parola, no? È una brutta parola perché lo è nei confronti della falda freatica, delle risorgive, dei fontanili, degli usi multipli della risorsa, soprattutto del rallentare la corsa dell'acqua verso il mare. Io credo che su questo forse la lobby dovrebbe essere appunto quella di un sistema che sta in rete, e noi potremmo davvero esserlo, forse già lo siamo, e che in qualche modo, no, iniziative come queste in vari momenti le ripropone tentando di allargare questo circuito e di volta in volta tentare, no, tentare di supportare un confronto sulle competenze, perché poi è tutto qua, il nodo ritorna tutto qui. Purtroppo però fare un ragionamento come un tentativo di ragionamento, un abbozzo, un ragionamento rozzo come quello che ho fatto adesso richiede 3 minuti. La battuta sul telefonino richiede meno di 140 caratteri, forse meno di un minuto. Oggi quella è una cultura dominante che fa danni, no? Fa danni. Lo dico perché è venerdì e sono le 17:48, quindi anche le resistenze si sono affievolite. Io non entro nel merito, sempre con rispetto davvero di tutti e delle idee di tutti. Voi avete visto quello che sta accadendo a quella ragazza che è ritornata da lì. È successo di tutto, no? È stato di tutto, è entrata nel merito sportivo, nel senso che è stato detto di tutto su quella Romano. Ognuno ha detto la sua idea, siamo nel paese libero, la diciamo e finisce lì. Ognuno... Però alla fine c'è voluta una domanda di un giornalista a un presidente del Consiglio che gli ha detto: io non entro nel merito di tutto quello che hanno detto, di quello che hanno detto i miei colleghi, però mi immagino che una persona a 21 anni, presa, messa su una moto, Kalashnikov addosso, fatta camminare per 6 giorni tra foreste, motorini, da islamici, quindi da persone che lei non conosce e in quel momento lontani dalla sua cultura, credo che tutto sommato, no, tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, se subissimo quel trattamento, probabilmente le faremo in modo un po' diverso. Credo che noi dovremmo attenerci un pochino a
questi atteggiamenti, cioè essere molto più sereni rispetto al nostro interlocutore, in questo caso la classe dirigente di questo paese, chiedere con loro sistematicamente un confronto su alcune competenze. Ecco, il confronto sulle competenze è tutto lì, il nodo è tutto lì. Poi con quelle competenze veramente la lobby diventa facile, ma altrimenti la lobby è assolutamente impossibile, perché è difficilissimo parlare con chi tanto non ti ascolta e a chi sta pensando a un'altra cosa, nel senso che sta pensando a come tradurre quella situazione in un vantaggio col telefono. Sì. Insomma, quando il presidente De Luca, Michele, presidente De Luca, 4 mesi fa perdeva le elezioni in Campania contro chiunque candidassero, cioè candidavano il mio amico Ventavoli, che è pisano, lo candidavano in Campania e Ventavoli diventava presidente della regione Campania. Oggi chiunque candidano contro De Luca, e questo, il messaggio che è passato è che De Luca è diventato digitale. Questo fa male, perché poi De Luca amministra, non gioca col telefonino. Ma io non sto dicendo De Luca sì, De Luca no, sto dicendo che De Luca ridiventa presidente della regione Campania oggi contro chiunque, non perché per il bene che ha fatto sulla sanità, per quello che ha fatto sul trasporto pubblico locale, sull'acqua, sul vino, su quello che ci pare, ma quello perché ha imparato a usare benissimo il telefonino. Sì. Ci sono altre domande? La professoressa Elisabetta sta uscendo, forse vuole un saluto. Professoressa Elisabetta? Grazie per la parola, saluti tutti. Mi dispiace di essere arrivata tardi e di dover anche andare via presto, però insomma è sicuramente un piacere sentirvi e vedere anche che questi temi sono giustamente affrontati e che c'è una buonissima e grande partecipazione e interesse da parte di tutti. Quindi speriamo che queste iniziative siano sempre più frequenti, insomma. E complimenti a voi per averla organizzata e speriamo che ce ne sia a breve un'altra. Noi comunque lavoriamo, giusto Massimo? Ma con tutti voi, insomma, si lavora. A presto di nuovo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Ciao. Se non ci sono altre domande, tu vedi altre domande, andiamo verso la Fabrizio, chiusura. forse il CIRVE voleva intervenire prima. Io proverei ad aprire il microfono per vedere se vogliono chiedere qualcosa o intervenire. C'è qualcuno del CIRVE? Beh, non è il CIRVE, Giovanni Carniello, mi sentite? Certo. Scusi, ma qui c'è scritto CIRVE, porti pazienza. Perché è così, non ti preoccupare Fabrizio, intanto mi sentite? No, è Mauro comunque, non importa. Mi sentite? Sì, intanto complimenti per questa opportunità e volevo anche approfittare per salutare Massimo Gargano, che non vedo non so da quanti anni, complimenti, veramente continui ad essere brillantissimo. Volevo solo chiedere una cosa, ma esiste un modello di sostenibilità di riferimento base universale che possa guidare le scelte in modo veramente obiettivo? Prima domanda. Non è vero, perché se non c'è un modello di riferimento sulla sostenibilità universale, ovviamente si opera settorialmente e magari si risolve un problema creandone un altro maggiore, perché attualmente, Fabrizio lo sa, esiste non solo questo modello di certificazione universale che considera in filiera armonica indicizzata tutti 180.000 voci dei scrittori tecnici, economici, ambientali, sociali, esistenziali, etici, metaetici in un contesto globale indicizzato. Esiste anche una certificazione EME relativamente a questo aspetto. E mi fermo qui. È una domanda o una considerazione, Giovanni? No, è una domanda, cioè esiste al vertice, esiste un modello base di riferimento universale
che è fondamentale poter agire poi per risolvere i vari problemi settorialmente. Non lo so se qualcuno dei nostri interlocutori è in grado di rispondere. Che considerano un po' tutte queste cose, non solo l'ambiente, non solo l'acqua, ma l'acqua inserita in un contesto universale. L'altra cosa, questa certificazione è risultata molto interessante attualmente proprio col coronavirus, perché prevede i descrittori, prevedeva prima dei descrittori delle pandemie che sono sortiti adesso estremamente interessanti a livello di comunicazione, ma anche di marketing, ma anche a livello produttivo. Giovanni, solo per il piacere di salutarti, rispondo io, ma non rispondo ovviamente, ci vuole la Spectre forse, cioè dai modelli. Guarda, mandami i tuoi estremi che ti mandano un po' tutta questa documentazione. Basta tu puoi prendere nota, 347. Io sono uno... Il pubblico lo sta dando a 45 persone, 41 persone. Allora Giovanni Carniello, questo più, GNE, non Carniello, @gmail.com. Io non lo so se esiste il modello generale, io ti dico che per le piccolissime responsabilità che abbiamo io e Vincenzi sull'acqua abbiamo coinvolto, e voi sarete tutti chiamati in qualche modo a darci una mano, sarete invitati, ne sarete protagonisti, questo è il compito di Fabrizio, di Poletto. Noi nel 2022 facciamo 100 anni da quando a San Donato del Piave, un pezzo dello Stato... Andiamo sul concreto, caro amico, andiamo sul concreto. Ci arrivo. Abbiamo coinvolto non sgattaiolare, dicono in Veneto. Non sgattaio da nessuna parte. Abbiamo coinvolto 12 università, tutte le associazioni agricole, quelle ambientaliste, quelle dei lavoratori, le autorità di bacino, la Svimez, fino alla CEI, per produrre un documento molto sintetico che determinerà le linee guida. Sono istituzionalmente fuori ruolo, per cui mi posso permettere, essendo presidente di tante strutture internazionali, che non sempre stimo, non sempre il lavoro dei colleghi, direi è condiviso, obiettivamente. Sì, vabbè, verrai invitato e ne avrai copia di quel lavoro che tireremo fuori, e saranno le linee guida operative per la bonifica del terzo millennio. La faremo a San Donato del Piave, la chiameremo Terre Volute, e di tutto questo gruppo di persone, sono oltre 120 persone che stanno lavorando, ognuna con delle competenze. Mamma mia. La professoressa Novello ne è proprio il coordinatore, e c'è una parte anche della comunicazione dove alcuni degli amici che sono qui ne saranno anche chiamati non solo ad essere protagonisti, ma anche a fungere da cassa di risonanza con i loro colleghi. Quindi per le nostre piccole competenze noi e per questo paese tentiamo di darci proprio delle linee guida e quindi una cabina di regia generale. Sforzo lo facciamo, se ci riusciamo poi lo vedremo insieme. Toccate anche aspetti etici, metaetici? Siamo aderenti. Anche metaetici? E quindi quali? Siamo aderenti all'ASVIS e quindi a tutti i suoi obiettivi. Vabbè, chiudo. Grazie, complimenti. Ciao, ciao. Allora, se non ci sono altre domande andrei verso la conclusione. Cosa dite? Mauro? Non vedo altre domande, volevo rassicurare Maresca che abbiamo il programma a pagamento, quindi potremo andare avanti anche oltre le 18, però sempre su Zoom. Fabrizio, spero di non rubarti io quello che forse avresti detto te, c'è un webinar del Festival della Bonifica di Terre Volute che non può essere realizzato operativamente perché ovviamente c'è il coronavirus, e allora hanno fatto un intervento web tramite Zoom. Trovate nel sito e nel Facebook di Ambi Veneto le coordinate per accedere. Parla oggi Pennacchi. Io ho finito. Fabrizio, se vuoi chiudere te. Mauro, io vado verso la conclusione, però non aver finito, nel senso che io ogni tanto non so perché quest'oggi il collegamento salta, quindi innanzitutto approfitto per ringraziare e salutare tutti. Abbiamo avuto colleghi che si sono collegati dalla Sardegna alle Marche all'Alto Adige, ovviamente al Veneto, all'Emilia Romagna. Ringrazio ancora la presenza
di Roberto Zalambani, presidente dell'Unione Nazionale Giornalisti Agroambientali, e di Elisa Bellocchi, che è la vicepresidente europea. E conclude, volevo fare ancora una domanda ad Adriano Battilani, se è ancora in linea. E volevo chiedergli questo: se in Europa, visto che la percezione che si ha sulle direttive europee e che si tenda a valorizzare di più un aspetto, se mi permette, tra virgolette, veteroambientale rispetto ad un uso produttivo, per quanto risparmioso, della risorsa idrica, volevo chiedere se in Europa contano più le lobby ambientali o le lobby economiche, oppure se sono la stessa cosa. Dire che le lobby ambientali ed economiche sono la stessa cosa è un po' esagerato. Diciamo che, e mi ricollego a quanto diceva il presidente Vincenzi e il direttore Gargano, quando si vuole influire sulla catena dei decisori politici, di quelli che alla fine allocano le risorse, ci sono due, e si vuole farlo utilizzando delle competenze, si deve creare in questi soggetti la necessità di ricercare queste competenze. Autonomamente non lo fanno, non lo faranno mai, perché percepiscono e reagiscono soltanto a quello che conoscono, che ritengono una minaccia. Quello che citava il presidente Vincenzi dei parcheggi lungo le rive del Seveso è chiaramente un'azione che non ha visione, non percepisce una minaccia e non si è basata su competenze. Cosa si fa? Cosa stanno facendo tutti? Quando si fa della lobby a livello europeo si lavora in maniera da far sì che all'interno delle norme, in un modo o nell'altro, ci sia quella richiesta di competenze che spingerà i decisori a reagire in un certo modo. L'Europa non ha in molti casi facoltà di imporre direttamente, solo con lo strumento dei regolamenti può farlo, ma lo usa con grande parsimonia. Quindi sostanzialmente cosa fa? Mette le amministrazioni nazionali e locali nelle condizioni di dover reagire a delle pressioni che in molti casi, perché questa è la struttura su cui si basa l'Europa, risponde a una necessità di competenze. Poi il decisore può anche reagire di testa sua, non avvalendosi delle competenze che sarebbero necessarie, e i risultati sono quelli dell'esondazione del Seveso di stanotte, molto semplicemente. Chi lavora con risorse, e sottolineo con risorse, si sta strutturando da anni. L'Associazione Europea delle Associazioni Ambientali ha in questo momento più personale a sua disposizione delle associazioni agricole. Il Copa-Cogeca ha meno del personale di cui dispone l'EIB. L'Unione per l'Acqua, che ha recentemente pubblicato un manifesto, è fatta da tutte le associazioni che rappresentano il settore industriale dell'acqua. Le agenzie private, le agenzie pubbliche, la vecchia piattaforma tecnologica dell'acqua che adesso è diventata Acqua Europa. Se sommo il personale che conosco personalmente, solo quello che conosco, di tutte queste associazioni, siamo già oltre 30-35 persone che presidiano sistematicamente tutte le istituzioni e creano questa informazione, questi flussi, forniscono dati, danno indicazioni che generano questa richiesta di competenze, ma chiaramente sono competenze indirizzate per quelle che sono i loro fini e le loro battaglie. Non è un veteroambientalismo, è semplicemente che ci sono inevitabilmente dei conflitti, la risorsa è limitata, l'ambiente è fortemente antropizzato, abbiamo dei soggetti che vorrebbero tornare in condizione preindustriale e ritengono che sia possibile tornare in condizione preindustriale e stanno spingendo in quella direzione. Se non si impone lo stesso sforzo, non si mettono in gioco le stesse risorse, si potrà al massimo cercare di rallentare o si può in certi casi anche portare a casa degli interessanti successi, però è chiaro che è lì la lotta, è questo che si sta facendo. Grazie. Mauro, se non ci sono altre domande, andiamo a conclusione? Sì, non vedo altre domande. Bene, allora grazie a tutti, ci scusiamo se c'è stato qualche inconveniente tecnico, era la prima volta che ci provavamo,
Un grazie molto grande a Mauro Poletto che si è impegnato particolarmente sulla parte tecnica ed organizzativa. Grazie a Francesco Vincenzi, presidente di Ambi. Grazie a Massimo Gargano, direttore generale dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica, e grazie ad Adriano Battilani, segretario generale di Irrigants Europe. Spero che i colleghi che hanno partecipato a questo nostro webinar, insomma, ci possano in qualche maniera adesso chiudere il computer, a meno che non vogliono collegarsi all'altra stanza, sempre su Zoom, per vedere questa sera l'incontro con Andrea Pennacchi per quanto. Non so cosa sia successo, non so se mi sentite, però... Bene, grazie a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie a tutti. Buona serata. Ciao a tutti. Buona serata a tutti. Buon weekend. Grazie altrettanto.